È una sperimentazione clinica di fase 1-2 in cui vogliamo provare l'utilizzo delle cellule stromali mesenchimali, dette anche cellule staminali mesenchimali, su pazienti con polmonite da Covid. Una terapia cellulare per trattare i pazienti Covid, uno studio nazionale coordinato dall'Università di Modena che vede in prima fila anche l'Uslotto di Vicenza con una unità sperimentale appositamente creata. 6 in tutto tra centri e ospedali che partecipano allo studio, dall'ospedale Maier Careggi di Firenze, l'Università Milano Bicocca, dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona all'ospedale Covid di Milano Fiera. A supportare i centri per l'analisi dei biomarcatori l'Istituto Mario Negri di Milano e la Fondazione Centro di Ricerca Tettamanti. Il tutto autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Isoliamo queste cellule mesenchimali che sono presenti, molto rare, sono dei cloni, e tramite un processo che è stato messo a punto in questo laboratorio ne otteniamo alla fine 1 miliardo di cellule che viene messo in una sacca di criopreservazione ed è la dose che andrà infusa sui nostri pazienti. Cellule che vengono estratte da materiali come a Vicenza dal cordone ombelicale o come in altri centri dal tessuto adiposo, dal midollo osseo. Una quarantina i pazienti Covid da selezionare, di cui 10 vicentini di età compresa fino a 80 anni, che provengono dai reparti di malattie infettive e pneumologia, quindi con problemi respiratori anche gravi causati dal virus, ma non ancora da terapia intensiva. Queste cellule sono in grado da una parte di fermare l'infiammazione e anche una funzione di tipo rigenerativo sul tessuto, quindi esplicherebbero tutte queste funzioni qua. Quindi riuscire a bloccare il danno polmonare, far sì che non avanzi il danno dovuto all'infiammazione, fa sì che poi ci potrà essere sul lungo termine, andremo a verificarlo, anche una migliore qualità di vita per i pazienti che escono dal Covid.